stanno riducendo. Rieccoci Primus, ovviamente sono le 23:15, minuto più, minuto meno, abbiamo una telefonata, sentiamo che abbiamo linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto, buonasera, sono Francesco. Da dove Buonasera chiama a tutti in Francesco? studio. Beh, io chiamo da Bigarello, Che sarebbe? Mantova. Mantova, Mantova. prego. Senta, io lavoro per una ditta che sta a Valeggio, tutti i giorni vado su e giù, attraverso 4 paesi, due regioni. Ci fosse una volta che ho visto una pattuglia che controlli le macchine che vanno su e giù, se realmente vanno a lavorare oppure vanno in giro così per altro. L'ha detto, domani vedrà che magari se qualcuno ci sta ascoltando magari lo fermeranno e controlleranno. Presumo, la risposta che mi viene più naturale è perché ci sono molti posti di blocco, molte persone che lavorano ed è difficile controllare tutti e tutto, presumo, però se qualcuno vuole rispondere, Giaretta, a questa domanda del nostro... Faccio rispondere, è una segnalazione di cui tenere conto, nel senso che intanto, ripeto, bisogna che ci sia la responsabilità individuale, non è che noi possiamo passare da un momento in cui dicevamo tutti noi, in modo più o meno educato, padroni a casa nostra, non rompeteci le scatole, dobbiamo essere liberi, adesso a pensare che vogliamo vedere dappertutto il controllo, no? Quindi è una segnalazione giusta quello, perché se uno fa tanti chilometri e non trova niente, ecco. Però io vorrei veramente, insomma, insistere, la regolamentazione individuale, la responsabilità individuale. Se vai a fare la spesa 2 volte al giorno sei un cretino, al di là della legge che c'è o che non c'è, perché organizzati per andare magari una volta ogni 2 giorni. Ogni 2 giorni almeno, certo. Dice, ma cosa faccio di male se vado a fare lo sport? Ma intanto vai in giro, porti in giro, incontri una persona che non pensavi di incontrare. Assolutamente, è la risposta al nostro telespettatore, quindi ci vuole il buon senso, come diceva il senatore Giaretta. Allora, Padova-Venezia vuota, andiamo a vedere questo servizio perché è davvero inusuale, però andiamo a vedere le 2 città che sono vicine a noi, ovviamente senza traffico, senza gente, in questo servizio. Strade piene, la folla intorno a me mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città mi sembrerà se non torni tu. Deserte senza te, leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota la città. Ecco, abbiamo visto le 2 città con un po' di musica di Mina, la città è vuota, le strade vuote, insomma, è inusuale. Grande canzone, caro mio. Grandi canzoni, è vero, Giaretta, 2 città completamente vuote, Venezia poi che era abituata a migliaia e migliaia di persone al giorno, vederla così davvero fa impressione. Poi vorrei stare un commento perché abbiamo collegato il direttore del Corriere Veneto, Alessandro Ruscello, l'abbiamo telefonicamente perché abbiamo dei problemi Skype, lo saluto, buonanotte o buonasera Alessandro. Buonasera a tutti. Ecco, abbiamo fatto questa chiamata col mio amico direttore del Corriere Veneto perché è stato un giornale dove ha avuto purtroppo dei colleghi che hanno avuto questo piccolo problema e quindi avete dovuto prendere delle decisioni, Ruscello. Sì, come sono vuote le città, sono vuote anche le redazioni nostre, nel senso che abbiamo avuto alcuni casi di positività per cui stavamo già ricorrendo alla smart working nei giorni in cui abbiamo trovato i primi colleghi positivi
e quindi abbiamo proceduto radicalmente allo spostamento di tutta la lavorazione del giornale all'interno delle abitazioni, quindi in remoto con il telelavoro, cosa che stiamo facendo portando quindi il giornale in edicola ogni giorno con un grande sforzo, un grande senso anche di responsabilità di tutti i colleghi che da casa lavorano regolarmente e che anche con qualche problema, diciamo così, di carattere tecnologico, perché è la prima volta che un giornale, penso in Italia in questo momento, lavori completamente da remoto, da casa. Quindi siamo riusciti alla fine appunto a portare a termine l'operazione di svuotamento delle redazioni e adesso riusciamo a fare tutto il giornale ogni giorno dalle nostre abitazioni. Ecco, Alessandro Ruscello, ovviamente un giornale come tutti i giornali credo limitato nelle pagine perché lo sport non c'è, oppure si potranno raccontare certe storie di sport, gli spettacoli non ci sono, quindi come organizzi il tuo giornale in questo periodo? Beh, ovviamente è un po' tutto surreale quello che sta accadendo, per cui vedo che tutti ormai, no, siamo un unico giornale con la cronaca del coronavirus, anche perché ci sono alcune cose a cui non avevamo mai assistito, la cronaca non esiste, non esiste la cronaca nera, sono stati interrotti i processi e tutta la cronaca quotidiana di quello che stiamo facendo si è ridotta a parlare di noi che siamo chiusi nelle case, quindi non è facile fare informazioni in questo momento, anzi è doveroso e tutti i giornali lo stanno facendo raccontando quel che accade, perché noi 24 ore su 24, a parte qualche eccezione, siamo chiusi nelle case e anzi dobbiamo rimanere chiusi perché quello che sta accadendo in qualche modo finisca il prima possibile, per cui ogni giorno dobbiamo rendere conto tutti di quello che accade dal punto di vista medico, scientifico, sanitario e non solo, parlando di quello che accade nelle nostre abitazioni, come passa la nostra vita, come noi riusciamo a fare la spesa, andiamo a farla, ce la facciamo portare. Quindi è una cronaca, voglio dire, in presa diretta di tutto quello che sta accadendo. E i giornali, le televisioni, tutti gli organi di informazione in questo momento hanno un ruolo straordinario, eccezionale. Lo sport, come dicevi tu prima, è chiaro che è difficile raccontarlo in questo momento. Pensiamo a un grande giornale come la Gazzetta dello Sport, abituato a raccontare ogni giorno in tantissime pagine, eppure anche la Gazzetta, come altri giornali sportivi, anche i quotidiani così generalisti, raccontano quello che sta accadendo, quindi raccontano di quello che stiamo vivendo, quindi come il calcio, il basket, l'automobilismo, qualsiasi sport, no? Sta ragionando su se stesso, quindi i campionati si riprenderanno, come gli atleti positivi, quindi purtroppo da scrivere ne abbiamo tanto, chiaramente diventa un grande racconto monotematico, e qualcosa chiaramente si salva, qualcosa di economia, purtroppo in questo momento racconto dell'economia, anche questo è collegato al coronavirus, per cui è difficile, no? Certo, se pensi oggi, Alessandro, che è stato liberato un padovano dopo un lungo periodo di prigionia e non ha avuto lo spazio che avrebbe meritato, sicuramente che questo fa pensare. Sì, anche su questo nostro cittadino, questo giovane che è tornato, sì, tutti quanti oggi hanno raccontato veramente del suo ritorno, del modo in cui si è liberato. Chiaro che fosse stato un momento normale, forse avremmo addirittura raccontato, si è preso le prime pagine questa notizia. Naturalmente abbiamo anche raccontato, oggi noi sui giornali di domani come gli altri, avremo l'intervista al papà di questo ragazzo che naturalmente racconta così di questi 15 mesi e anche questo legato al coronavirus, perché l'affermazione del papà, il papà dice praticamente lui è tornato, naturalmente ha avuto uno stacco di 15 mesi di vita, è stato ripiombato dal rapimento al coronavirus, solo che quello che ha vissuto rispetto a quello che lui ha vissuto in questi 15 mesi, il coronavirus
tra virgolette, è un dettaglio per lui che è stato prigioniero 15 mesi, ma un dettaglio ovviamente amplificato, e non si può dire Certo. un dettaglio quello che sta accadendo per noi ogni giorno. È vero. Alessandro, in chiusura di questa telefonata, ringraziandoti, il titolo del giornale Veneto, Corriere Veneto, quale sarà e qual è, anzi domani? Ma noi lo facciamo sul governatore Zaia, che chiede al governo una ulteriore stretta, perché Zaia denuncia il fatto che i cittadini continuano a non comportarsi Come bene, dovrebbero? e dice troppa gente va ancora fuori, va a fare la spesa 4-5 volte al giorno, dovrebbe andarci solamente una volta, i parchi non sono ancora attivi, però c'è ancora gente che è in giro, insomma lamenta il fatto che ci dovrebbe essere ancora più gente chiusa in casa, perché il picco del coronavirus deve ancora avvenire, e quindi questo è un momento molto 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 così difficile, quindi ogni cittadino dovrebbe responsabilmente rimanere in casa ancora di più. Perfetto, grazie Alessandro Ruscello. A voi. Grazie, vi ricordo, anzi dopo quello che abbiamo detto con il direttore, che domani dalle 12:30 facciamo un'edizione straordinaria del telegiornale per collegarci direttamente col governatore Zaia nella sua conferenza stampa di mezzogiorno, e per darvi le ultime notizie di quello che sta accadendo in merito al coronavirus. Quindi tutti i giorni alle 12:30 facciamo il telegiornale, ai reporter collegatevi, vi daremo le informazioni della giornata. Detto questo, senatore Giaretta, posso chiamarlo ancora senatore, tanto è senatore per tutta la vita? Insomma, no? io sarei Paolo. Paolo, va bene, parola di senatore sempre, dicono che un presidente sempre lo non è una parola offensiva per assolutamente, me. Ecco. Anzi dovrebbe essere un onore, presumo. Paolo Giaretta, allora io apro una pagina che poi coinvolge anche Abruzzo e anche Bertini. Qui a Padova c'è un ospedale che sono 30 anni che non lo fanno, e non so se avremo tempo di vederlo, ho molti dubbi che avremo tempo di vederlo, specialmente io personalmente, mi auguro di sì, ma la vedo molto dura. La mia domanda è questa: fino all'altro ieri chiudiamo, riduciamo le ASL, le incorporiamo, Sant'Antonio non deve andare nell'ospedale, meno medici, meno universitari iscritti in medicina, numero chiuso, faccio così, meno infermieri. Oggi Madre Natura dice: ma che cavolo avete fatto? Ma che cavolata avete fatto? Ma vi rendete conto di... E per dircelo, Paolo Giaretta, ci è voluta Madre Natura? Cioè, mi domando, l'uomo, chi è lungimirante, chi dovrebbe capire e vedere quello che potrebbe anche accadere, non ha capito che poteva e potrebbe succedere questo e tant'altro? Non l'ha capito, e che la sanità, per quanto riguarda la nostra nazione, non siamo gli Stati Uniti, è sacra. Abbiamo il dovere di essere tutti, ognuno di noi, lungimiranti, perché spesso la politica, il cittadino per primo, non chiede di essere lungimirante, vuole il risultato subito, pagare meno tasse l'anno dopo, non avere fastidi, preferisce avere il voucher piuttosto che il servizio. Quindi tutti dobbiamo imparare a essere lungimiranti, a sapere le cose che valgono nella convivenza pubblica. Una sanità eccellente. L'Italia, questa sanità eccellente, sia pur con differenze nel territorio, anche perché abbiamo voluto le... Ha qualche colpa però Paolo Giaretta, adesso non voglio far polemica, sì. Però se torniamo agli sprechi ospedali aperti con materiali non mai aperti, sì, difatti, se apriamo e vediamo che qui a Padova un ospedale, lei è padovano, Giaretta, come hai sottoscritto, viviamo a Padova tutti e due, e lei ha la fortuna di essere stato sindaco, che penso sia la cosa più bella che una persona può fare. Sono passati 25 anni. Però credo che nella storia è stato sindaco, certo. E credo che un cittadino fare il sindaco della propria città sia una delle più belle cose che possa fare. Detto questo, 30 anni per forse vedere un ospedale, cioè io mi domando, qualcosa dovrà pure... Senta, posso dire una cosa, ma non è per fare polemica politica, perché non è proprio, anzi, una delle cose positive di questo momento è che, al di là di qualche battuta, c'è una unità delle forze politiche, no? Il governo ha approvato questo insieme ingente di misure, e le opposizioni hanno detto beh, è troppo poco, dobbiamo fare di più, ma insomma questo è ovvio, ecco, poi faranno le loro proposte. Però da quanti anni la Regione Veneto è governata da una maggioranza politica?
si può rivolgersi a me, diciamo, dico in generale. Adesso sono in pensione, quindi, ma anche prima che ero del Partito Democratico, il Partito Democratico non ha mai governato questa regione, bisogna rivolgersi a chi l'ha governata. Ma poi in generale, Paolo Giaretta. In generale, diciamo questo. Non confondiamo le strutture con i servizi. Non vuol mica dire che se c'è una certa, diciamo, concentrazione di strutture ospedaliere per garantire un servizio più elevato, questo voglia dire un servizio peggiore per i cittadini. Ecco, non è che bisogna avere le strutture necessariamente, bisogna avere i servizi. Però mi scusi se la interrompo perché devo dirlo, l'Italia ha 60 milioni di abitanti, 5.000 posti di terapia intensiva, la Germania ha 80 milioni di abitanti, 30.000 posti di terapia intensiva, ma porca miseria, sono sempre più bravi gli altri, che non lo sono, perché per me, Paolo Giaretta, siamo più bravi noi, ma però loro ne hanno 30.000, noi ne abbiamo 5.000. Adesso io non conosco questi, do io dei dati certi, numero dati più, numero meno, e tenete sempre conto che io ormai da parecchi anni sono in pensione. Da cittadino dico, ci sono le responsabilità di chi ha governato che sono superiori di quelli che... Ma guardiamo il risultato. Ci sarà questa trasformazione del sistema ospedaliero padovano? Ben venga. Io dico abbiamo perso 4-5 anni perché c'era una soluzione pronta che era l'ospedale a Padova Ovest, ci si è fermati, si è ritornati da capo, si è discusso, adesso si andrà a Padova Est, vedremo, la regione si è impegnata, vedremo i risultati. Però voglio dire... Io parlavo a livello nazionale nel mio ragionamento. Sì, no, ma a livello nazionale io consiglierei di fare una serata, tanto avete tanto da parlare di sanità, no? Una serata proprio sul tema della spesa sanitaria, dell'efficienza della spesa sanitaria. Perché quando si è dovuto ridurre anche la spesa sanitaria è perché c'erano alcune regioni che avevano grandemente sfondato la spesa sanitaria. Sono quelle soprattutto che hanno dovuto e non bastava controllare quelle, rientrare. Ma c'è l'autonomia regionale, l'abbiamo voluta. L'autonomia regionale comporta questo, lo Stato ha dovuto... ma l'autonomia regionale non è in Campania, no. È in Sicilia, in Sardegna, non è in Campania, in Calabria. In materia sanitaria è piena l'autonomia, Campania, Calabria, eccetera. Allora, lo Stato centrale ha dovuto obbligare quelle regioni al rientro della spesa sanitaria, tagliando i trasferimenti ordinari e obbligandole a aumentare la tassazione. Riducendo che c'è stato un fuggi di molti medici. Naturalmente, qui non è la mia materia, io ricordo esponenti di vaglia del sistema sanitario padovano che quando ancora ero in servizio mi avevano detto: stia attento senatore, intervenga perché tra 5 anni non avremo più medici con questa storia del numero chiuso, eccetera. Quindi certamente sono stati fatti degli errori nella programmazione sanitaria, però il consiglio che io posso dare al cittadino, attenzione, anche voi siate più esigenti con i politici chiedendogli che siano lungimiranti. Non accontentatevi della politica del tweet. Che bel tweet Giaretta, che hanno fatto. Quando sei lungimirante con un politico ti dice, ti tappa la bocca e dice non ci sono soldi, basta, non c'è più motivo di ragionamento. No, non è vero che non ci sono i soldi. I soldi, ti rispondono così. I soldi sono quelli che uno Stato può sopportare dal punto di vista della pressione fiscale. Se uno è lungimirante e uno chiede, la risposta che viene data 99 su 100 sì, ma non abbiamo soldi. Non è vero, il politico serio non risponde così, il politico serio risponde: vuoi questo servizio, ti chiedo questo sacrificio perché devi pagare un po' più di tasse per garantire ai tuoi figli una scuola di qualità, ma io ti garantisco che la scuola sia di qualità perché premierò gli insegnanti efficienti e non quelli che non Se fanno fosse niente. così sarebbe bello. Questa è la buona politica, ma questa buona politica non sempre viene premiata dal cittadino. Sono d'accordo con lei. Secondo me un discorso è il dover essere e un discorso invece è la realtà. Allora, giustamente Paolo Giaretta diceva ma abbiamo voluto il numero chiuso. Il numero chiuso è una cosa fondamentale di programmazione, ma una cosa che invece la politica non è andata a vedere
è stata la valorizzazione dei medici ospedalieri. Quelli che se ne vanno all'estero non sono i medici di base, non sono i pediatri di libera scelta, non sono gli specialisti ambulatoriali, sono i medici ospedalieri. Se fosse stato un discorso solo di numero chiuso, noi qui in Veneto avremmo avuto medici tedeschi, medici olandesi, medici francesi, medici austriaci. E perché non vengono? Perché c'è una scarsa valorizzazione. Ma voi sapete che un medico di pronto soccorso prende 2.500 euro al mese? Questi medici, che adesso sono qui 24 ore al giorno con 2 o 3 turni, 2.500 euro al mese. Ma vi rendete conto? Questa è la valorizzazione. Abruzzo cambierà dopo quello che sta succedendo ora? Guardi, io non lo so, perché la politica, questo tipo di politica poco lungimirante e cieca e sorda e muta, io non ho fiducia, perché, come dire, è passato la festa Gabbatolo Santo, cioè, allora, o sono i cittadini che scendono in piazza perché non valorizzare l'ospedale che è ancora il centro dell'assistenza, e lo dimostra questa emergenza. Dove sono le strutture private accreditate? E l'ospedale, sono gli ospedalieri. Ha visto anche il professor Simioni, anche stasera, io sono venuto qui alle 8:30 quando mi avete chiamato dall'ospedale direttamente e le ho chiesto una cravatta di cambio, ma il professor Simioni è ancora là. E allora, voglio dire, o effettivamente si valorizza il medico ospedaliero per non farlo andare via e non per prendere chi non ha esperienza e al terzo anno di specializzazione o altro, o altrimenti non ce ne sarà per nessuno. Adesso è questa emergenza, domani ci saranno altre cose, avremo anche la tecnologia, avremo le strutture, avremo il nuovo ospedale ma senza medici. Quello che sta succedendo, secondo lei, cambierà nei politici, nella politica, come ha detto lei, la filosofia? Io me lo auguro e voglio sperarlo, dovrà perché cambiare, questo no? virus non guarda ideologia, non guarda persone, non guarda giovani, non guarda vecchi, è un virus in questo senso, è un nemico che è invisibile sì, però non risparmia nessuno. 6 mesi fa parlavamo dell'invasione dei barconi, ve lo ricordate? Certo. A proposito Adesso della politica. non ce ne sono più però. Adesso c'è l'invasione dei virus. Non c'è nessuno che quindi, non ci sono più extracomunitari, voglio dire, che vengono. Però, chi è in alto deve dare l'esempio, ma il cittadino in un sistema democratico... Mi scusi, nel ragionamento sì, che fate, che ha ragione, perfettamente ragione, chi ha fatto cambiare questa filosofia? Madre Natura. Chi dall'alto, se c'è uno dall'alto, ha fatto cambiare bisogna imparare, e bisogna imparare la lezione. Perfettamente ragione. Ma allora una politica che vive alla giornata. Il politico deve imparare. Questa insomma la conclusione. E anche il cittadino deve essere più esigente Anche con se il politico, perché se si accontenta di quello che gli fa il tweet, ah che bel tweet che mi ha fatto, ah che bella battuta, ah è andato a suonare, sì, ma questa è la mancanza della politica. Bisogna essere esigenti. Anche se la politica, anche se la politica rispecchia il popolo e quindi E viceversa. Sì. e viceversa. Diamoci da pubblicità fare per cambiare. Andiamo in pubblicità. per...